$400.000 sono gli ettari di bosco nella regione Veneto, di cui meno del 5% sono pubblici, sono demaniali come si dice, però questo 5% è fondamentale, sono grandi boschi, grandi estensioni come il Cansiglio, in particolare in provincia di Belluno e Treviso, ma poi ovviamente hanno anche un ruolo molto importante come vetrina, come fotografia di quello che il bosco è, di quello che il bosco può essere. Oggi le funzioni del bosco sono sempre più importanti perché poi dopo sono sempre più una realtà anche economica ma certamente ricreativa contro il dissesto idrogeologico. Di questo si parla qui a Longarone, di questo Veneto Agricoltura ha voluto parlare proprio perché è Veneto Agricoltura che gestisce questi quasi 16.000 ettari in nome e per conto della Regione Veneto qui come bosco pubblico, ma poi anche per vedere dove sta andando il bosco e sta andando certamente verso la certificazione di tutto il bosco e dei prodotti del bosco. Vediamo. Oggi siamo qui in questa 3 giorni a Longarone per iniziare un progetto ambizioso ma che effettivamente potrebbe portarci a un qualcosa di nuovo. Abbiamo dedicato questa 3 giorni di full immersion sul settore del materiale legnoso, degli alberi, del cippato, proprio per dare un'indicazione di massima sia alla Regione Veneto che a tutta la nazione Italia, per cercare di fare in maniera di sfruttare quello che abbiamo di risorse e, come ho detto ieri, addirittura appena fuori di casa siamo seduti sopra il vero e proprio oro. Cosa succede? Perché questo sfogo? Perché il 90% di materiale legnoso che utilizziamo a livello nazionale, a livello veneto, proviene da altri paesi che tante volte non lo certificano o non hanno l'ampia qualità di lavorazione che abbiamo noi. Materiale sinceramente che anche a livello di cippato che utilizziamo per le nostre stufe lascia certe volte molto a desiderare. Non dimentichiamo che tante volte è stato sequestrato alle nostre frontiere materiale radioattivo. Io dico, se in questo momento abbiamo delle foreste eccezionali a livello nazionale, abbiamo delle foreste bellissime a livello veneto, non dimentichiamo il progetto che un anno fa è stato presentato dagli Assi del Cansiglio che ha prodotto nuovi posti di lavoro. Questo potrebbe essere un'alternativa per il mondo rurale per fare in maniera che i ragazzi non fuggano dalla montagna, i ragazzi non abbandonino questi posti che sono stati dedicati anni e anni fa dai loro genitori, dai loro nonni nell'ambito lavorativo della montagna e seguire il rischio idrologico, lo sfruttamento di tutto quello che abbiamo sotto casa, e potrebbe in questo momento di vera crisi, di vera congiuntura diciamo economicamente non certamente positiva, permettere nuovi posti di lavoro. Oggi qui a Longarone è un momento importante perché le foreste demaniali italiane raggruppate da ANARF si ritrovano a parlare di certificazione. Certificazione è il tema centrale di Festa della Foresta Filiere Legno, e stiamo vedendo in questo convegno come le foreste demaniali di alcune regioni, qui parliamo soprattutto di Veneto, Friuli, Venezia Giulia, stiano portando degli esempi virtuosi, gli esempi di certificazione PFC per esempio per quanto riguarda le foreste e i prodotti legnosi, o le certificazioni ambientali quali l'ISO 14000 che abbiamo adottato in tutte le foreste demaniali della nostra regione. E anche da questo punto di vista le foreste continuano a dimostrare quella che è un po' la loro natura intrinseca, le foreste demaniali, quella di essere dei veri laboratori dove si sperimentano innovazione e progresso.